Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Squadra di pallavolo intossicata durante una partita a Zafferana in provincia di Catania. Per 6 atlete del Milazzo necessaria la camera iperbarica. A sprigionare monossido di carbonio l'impianto di riscaldamento appena installato. Chiedo scusa a tutti, in un biglietto le ultime disperate parole scritte dalla mamma che a Corleone ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita impiccandosi. Il ponte dell'Immacolata tra mercatini di Natale e passeggiate in centro storico. I turisti ci sono, ma nessun boom. Delusi gli appassionati di sci perché sull'Etna c'è poca neve. A Palermo una banda di rapinatori tenta di far esplodere un bancomat delle poste allo Zen, ma il colpo fallisce. Scivola sulle onde in piedi sulla pagaia la storia del catanese Gaetano Scandurra, campione italiano master di surf surfing. Calcio, i numeri premiano il Catania che si candida alla promozione diretta in Serie B. Solo il Benevento, vittorioso sul campo della Cavese, tiene il passo dei rossazzurri. Serie B, Palermo sbanca il Castellani di Empoli e si rilancia in classifica. I toscani dell'ex Dionisi battuti per 3-1. Ancora una doppietta per Poyampalo. Malori e tanta paura durante una gara di pallavolo a Zafferana e Tennea. 6 atlete del Milazzo sono finite in camera iperbarica, altre 9 sono rimaste intossicate. Probabile che si sia sprigionato monossido di carbonio per il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Sentiamo Tonino De Mana. Ore 18:40, Maria Laura Panetta si accascia al suolo e perde conoscenza. Il suo malore pone fine alla gara tra ASD Zafferana e Milazzo Volley e probabilmente salva tutti da conseguenze peggiori, anche dalla morte. È il monossido di carbonio a mandare in ospedale 15 persone, per 8 delle quali è stato necessario l'utilizzo della camera iperbarica presso il Cannizzaro di Catania. Accertamenti, cure ed ossigenoterapia, poi le dimissioni, ma il rischio è stato davvero elevato. Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore e insapore che può essere letale, pertanto la prevenzione deve essere principio fondamentale per evitare che ciò si verifichi. Ad intossicare atlete, arbitro e spettatori è stato, come detto, il monossido di carbonio, colpa probabilmente del cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento che qualcuno avrebbe messo in funzione azionando l'interruttore da questo pannello. In quel momento la squadra ospite, il Milazzo, era nella porzione di campo più vicina al bocchettone. In mattinata, nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno chiesto informazioni al sindaco di Zafferana Russo, ancora sconvolto per l'accaduto. Certo c'è qualcosa che non ha funzionato, è stato sollevato l'interruttore dell'impianto di reazione e da questo è nato il problema. È un impianto che comunque era nuovo? Sì, l'impianto è nuovo, da pochi mesi aveva ottenuto l'autorizzazione necessaria da parte della Federazione Pallavolo per lo svolgimento della partita. Non le manda a dire Nico Caragliano, dirigente del Volley Milazzo. È successo e non doveva e non deve più succedere una cosa del genere assolutamente. Siamo arrabbiati, siamo incazzati, l'amarezza resta ancora di più in quanto non abbiamo ricevuto una chiamata ad oggi di solidarietà della squadra locale e nemmeno da qualche componente dell'amministrazione comunale. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Siamo adesso all'altra cronaca. Non ho più le forze per continuare a vivere. Con queste parole Lucia ha spiegato il gesto prima di uccidere la figlia disabile e poi togliersi la vita. Marco Gullà. Sono stanca, ho paura, amore mio ci manchi troppo. È uno degli appunti che Lucia Pecoraro aveva in casa e che sono stati trovati dai carabinieri. Corleone sconvolta dalla tragedia che ieri ha segnato il paese in provincia di Palermo. La madre che uccide la figlia disabile che poi si suicida, ha strangolato Giuseppina, ha deciso anche per lei, poi è salita al piano di sopra e si è impiccata. La tragedia della disperazione, entrambe erano rimaste sole da pochi mesi dopo la morte del marito. Eccoli in questa foto mentre festeggiavano un evento, uniti. La donna anziana non avrebbe retto, dicono molte delle persone che la conoscevano, e come emergerebbe anche da alcune lettere ritrovate in casa con riflessioni sulla vita che conduceva al peso di dover gestire la figlia, soprattutto dopo la morte del marito. La figlia aveva anche smesso di camminare. L'ultima cosa che sono riusciti a fare insieme è stato un viaggio parrocchiale a Pompei. Al ritorno le sue condizioni di salute si sono aggravate e forse anche per questo Lucia è crollata.
In un altro appunto, ritrovato dalle forze dell'ordine, la donna si scusava per il gesto che stava compiendo. Chiedo scusa a tutti, soprattutto a te, amore mio. E veniamo al Ponte dell'Immacolata, tra mercatini di Natale, passeggiate in centro storico, i turisti ci sono, ma secondo i dati non c'è stato nessun boom. Sentiamo Francesco Aloi. Stiamo vivendo già l'atmosfera del Natale e infatti siamo qui in giro. Nel Ponte dell'Immacolata si passeggia nei mercatini di Natale. L'occasione anche per ricongiungersi alla famiglia, soprattutto quando si lavora tanto durante la settimana. Le vie del centro sono affollate da residenti e turisti. Questa è Ortigia, Siracusa. Loro arrivano da Genova. Speravamo in delle belle giornate e le abbiamo avute. Poi il fascino della Sicilia è irresistibile. Vengo da Venezia e sono venuta qui per godermi il ponte, quindi in un posto meraviglioso. In Sicilia 3 giorni, sabato, domenica e lunedì, veniamo dal nord. Novara esattamente. Secondo Confesercenti Sicilia, nelle strutture ricettive c'è un'occupazione che sfiora il 60%, un dato però più basso rispetto alla media nazionale, che raggiunge il 72%. Turisti o no, chi pensava di andare sull'Etna per sciare è rimasto deluso, dovrà aspettare ancora un po'. Qui siamo a 1800 metri, Monte Conca. Abbiamo uno zero termico piuttosto alto, quindi sta nevicando sopra quota 2200 metri, quindi le piste attualmente non sono servite da un innevamento sufficiente che chiaramente non permette l'apertura degli impianti. Si spera in condizioni migliori magari a metà mese. Ma il meteo è instabile un po' ovunque, tra sole, nuvole e pioggia. E nonostante tutto, anche con il panettone in bella vista, c'è chi mangia ancora il gelato. È buono il gelato, cioè è la cosa che mangio sempre quando esco. Chi resta a casa invece ne approfitta per fare albero e presepe, perché il Natale è alle porte. A Palermo una banda di malviventi ha tentato di far esplodere un bancomat delle Poste al quartiere Zen, ma il colpo è fallito. Luca Ciliberti. Una banda di ladri ha cercato di scassinare il postamat allo Zen in via Gino Zappa a Palermo. Utilizzando dell'esplosivo i ladri volevano far saltare in aria lo sportello bancomat dell'ufficio postale, un assalto in piena regola che ha lasciato solo devastazione perché il sistema di sicurezza della banca ha retto e i criminali sono stati costretti a fuggire. L'esplosione è stata così potente da scagliare detriti, pezzi di lamiere e plastica in un raggio di 10-15 metri. Nonostante il fragore che ha svegliato l'intero quartiere, nessuno ha chiamato il 112. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di San Lorenzo, i ladri avrebbero prima preso ammazzate la struttura esterna del postamat per creare una fessura, poi vi hanno inserito un ordigno artigianale. Una volta acceso l'innesco e raggiunta una distanza di sicurezza, i ladri poi hanno provocato la deflagrazione. Tuttavia la cassetta di sicurezza interna, che custodiva il denaro contante, ha resistito all'urto mandando in fumo i piani della banda. Si ipotizza che i malviventi abbiano tentato di svaligiare anche un'attività di ristorazione della zona, anche in questo caso però il colpo è fallito grazie all'attivazione del sistema nebbiogeno del locale che ha costretto i criminali a desistere e a scappare ancora una volta. Legge un annuncio online per cercare lavoro con tanto di curriculum, una ventenne catanese però si è ritrovata con 390 euro in meno in tasca e senza lavoro. È successo ad ottobre scorso quando la giovane ha ricevuto una telefonata sul suo cellulare da parte di un numero sconosciuto, come capita ormai sempre più spesso. L'interlocutore, dopo averle comunicato di avere un lavoro per lei, le ha dato appuntamento in piazza Michelangelo a Catania, precisando di portare 100 euro in una busta chiusa. La vittima, fiduciosa e speranzosa, si è presentata con i soldi che ha consegnato ad un uomo il quale le ha spiegato che servivano per pagare un commercialista con studio proprio nella piazza e di attendere le sue comunicazioni. Poi l'uomo le ha chiesto altro denaro necessario per l'acquisto di alcune marchette a bollo. Alla fine la donna ha subodorato qualcosa, ha presentato denuncia e i carabinieri sono riusciti a risalire al truffatore. È un maltempo con il sole che splende in quasi tutta l'isola, ma ieri però il maltempo si è abbattuto in particolare sulla provincia di Messina. Triolo.
Forti piogge ed allagamenti, è stata una domenica difficile per la provincia tirrenica messinese, dove si è abbattuto un violento temporale. La situazione più critica si è verificata a Sant'Agata di Militello, dove le piogge incessanti che sono cadute sin dall'alba e fino al primo pomeriggio hanno provocato allagamenti con un fiume di fango e detriti che ha invaso le strade del centro e delle aree limitrofe, a esondare il torrente Carruba, provocando allagamenti scantinati e piani bassi. Paura tra i residenti della zona, anche perché cantine e garage si sono allagati. Il quadro più critico si è registrato nel cuore del centro abitato, nella zona al di sotto di via Medici, tra via Cairoli e via Campidoglio, dove c'è stata una vera e propria invasione di fango per le strade e dove gli operatori comunali e le squadre di emergenza sono stati costretti ad intervenire con urgenza per eseguire operazioni di espurgo e rimuovere il fango che si era accumulato lungo le vie. Sul posto sono intervenuti anche la squadra NOIS della Protezione Civile, Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Sempre a causa del maltempo, una frana ha invaso la strada statale 113 tra Acquedolci e Sant'Agata Militello. Una situazione difficile si è registrata anche a Militello Rosmarino. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, ma restate con noi perché al rientro ci immergeremo nell'atmosfera natalizia. A Catania si respira già aria di Natale con il Christmas Town che ha acceso le sue luci nonostante il devastante incendio che ha distrutto qualche settimana fa il tetto della struttura centrale delle ciminiere. Sentiamo Eva Spampinato. Bellissimo, divertentissimo. Ma allora non è solo per bambini? No, assolutamente. A Catania è esploso il Natale. Elfi, musicisti, colori, giocattoli, tutto a dimensione reale. Come entrare dentro un film di Natale dove i protagonisti diventano loro, i bambini, ma anche i genitori. Ogni anno c'è un vestito diverso. Lei si presta. Anche perché, o mi presto, quindi non posso fare altro. Come nelle più classiche favole natalizie, anche per Christmas Town c'è il lieto fine e lo scheletro di ciò che rimane dopo il devastante incendio che ha colpito il tetto del grande teatro interno delle ciminiere rimane in secondo piano, dietro le luci, dietro l'antica giostra dei cavalli, dietro l'enorme albero dei canti di Natale. Tra musical e spettacoli di magia nei teatri, acrobazie quotidiane e parate, il villaggio promette emozioni a ogni angolo e per visitarlo i pullman arrivano da tutta la Sicilia e non solo. Da dove arrivate? Da Vittoria. Da Favara. Da Modica. Siamo venuti con il pullman e con altri amici. Siamo venuti ieri pomeriggio. Abbiamo dormito qua per un po', vanno via tutti i pensieri. Catania punta così a diventare la capitale del turismo natalizio del sud Italia, offrendo un mese intero di atmosfera, luci e ricordi destinati a durare. Tra le novità più amate la casa del Grinch, che incuriosisce tantissimo i bambini. Tutti in fila sul corso Jingle Bell in attesa di entrare in casa di Babbo Natale con un occhio al cielo sperando che non piova. I bimbi sono intenti a scrivere la letterina a Babbo Natale. Sì, ne approfittiamo di questa situazione, di questo bell'ambiente per scrivere quello che è il desiderio dell'anno. Signor Babbo, qual è lo slogan di quest'anno del Christmas Town? È sempre quello. Oh, 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 oh! E buon Natale a tutti! E adesso vi raccontiamo la storia di Gaetano Scandurra, campione italiano master di SUP surfing, il surf con la pagaia. Sentiamo Marco Carli. Grandioso! L'ultima dell'anno. La felicità, quasi l'incredulità nel vincere il titolo italiano. La storia di Gaetano Scandurra, campione nazionale master di SUP surfing nelle acque di Fregene nel Lazio, racconta tanto. Già è un'emozione esserci, poi crederci fino alla fine, rimanere lucido, per me ha assunto anche un valore importante. Noi ci alleniamo alle Capannine. Con la Surf School Catania. Il surf è una passione, ma il SUP è più polivalente. È un esempio per tutti, anche i non sportivi, perché nella vita ci può essere sempre un'ultima onda che cambia il corso delle cose, bisogna solo crederci. È come nel basket, se al suono della campanella, il fischio finale, prendi un'onda prima del fischio finale, quell'onda conta. I giudici assegnano un punteggio a ogni onda
e quando già la gara sembrava conclusa, la mia posizione, ero in seconda posizione, è arrivata un'ultima onda. Io ero lì pronto e a sorpresa il punteggio è stato di quest'onda veramente superiore alla mia media. Un colpo allo scadere che ribalta il risultato. Gaetano ci è riuscito, ha saputo crederci come ha fatto nella vita. Sono finito in ospedale, ho avuto un linfoma non Hodgkin, strapianto di midollo. Ci sono stati momenti in cui ero chiuso in ospedale, quasi 2 anni. Però in quei momenti già avevo scoperto il mare, questi momenti un po' di sconforto, comunque i momenti più belli, i ricordi più belli erano quelli legati alla famiglia, ma soprattutto al mare. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare di calcio con i numeri che premiano il Catania che si candida alla promozione in Serie B. Allora siamo al calcio con il Catania che si può candidare alla promozione diretta in Serie B, solo il Benevento, vittorioso sul campo della Cavese, tiene il passo dei rossazzurri. Sentiamo Sergio Colosi. Classifica e numeri danno ragione al Catania capolista, che al tramonto della 17ª giornata ha assaporato a lungo la prima fuga vanificata dal gol di Simonetti nel finale di Cavese-Benevento. Ed è proprio la formazione sannita a 2 lunghezze la principale inseguitrice dei rossazzurri, mentre a 5 si stacca la Salernitana, fermata sul pareggio dal Trapani con una sola vittoria in 6 giornate, a testimoniare la crisi granata. A fare l'andatura però è sempre il Catania, che ha superato in scioltezza il Crotone vincendo 4 degli ultimi 5 incontri e con una difesa blindata, un solo gol subito, quello di Cagliazzo nella trasferta di Casarano, addirittura 13 clean sheet su 17 gare stagionali. È un Catania ben organizzato e di qualità, che all'occorrenza sa soffrire ed essere operaio, ma anche letale e tambureggiante trascinato dal pubblico del Massimino. È un primato con firma d'autore, Mimmo Toscano, uno che non ha mai sbagliato 2 campionati di fila. Con un'infermeria sempre affollata, il tecnico calabrese ha trovato soluzioni e alternative vincenti, compreso l'ultimo spostamento a sinistra di Lunetta. Ancora 2 appuntamenti prima del Giro di Boa, domenica a Potenza e poi in casa contro l'Atalanta Under 23. Per la prossima gara torna disponibile Di Tacchio, che ha scontato la squalifica. Maggiore minutaggio per Raimo e soprattutto per Caturano, il grande ex di giornata. In Serie B il Palermo sbanca il Castellani di Empoli e si rilancia in classifica. I toscani dell'ex Dionisi battuti per 3-1, ancora una doppietta per Poyampalo. Marco Gullà. Questa volta il Palermo risponde presente e traccia la strada della continuità. Rosanero che espugnano Empoli con il risultato di 3-1, vittoria netta e convincente che mette il turbo al Palermo. Un successo importante, fondamentale, che la formazione di Inzaghi ha strameritato, subendo l'Empoli solo nella prima parte del secondo tempo. Ancora una volta un Joel Poyampalo decisivo con 2 reti al suo attivo che, unite a quella d'apertura di Leduaron, sigillano un risultato che consente a Rosanero di tornare alla vittoria in trasferta e soprattutto fare un bel balzo in avanti in classifica. Inzaghi tiene ancora in panchina Brunori, sulla 3/4 ci sono Palumba e Leduaron alle spalle di Poyampalo. Il gol arriva dopo soli 7 minuti. Palumbo vede in verticale Leduaron che di sinistro in diagonale mette in rete 0-1. Il Palermo tiene al guinzaglio l'Empoli dell'ex Dionisi, così dopo pochi minuti arriva il raddoppio, angolo di Ranocchia, Ceccaroni spizza di testa e Poyampalo dal nulla arriva e indirizza in porta la palla del 2-0. Il Palermo gioca con audacia e sicurezza, però non riesce a sferrare il colpo decisivo. Nella ripresa l'Empoli accelera, Joronen fa un grande salvataggio sulla botta sicura di Moruzzi, parata prodigiosa. Inzaghi cambia Vasic e Gomez per Leduaron e Segre. L'Empoli torna in gara con il gol di Pellegri. Fantasmi che aleggiano sui siciliani. Pellegri è ancora pericoloso 2 volte. I titoli di coda però li lancia il solito Poyampalo in area di rigore, killeristic da posizione ravvicinata non sbaglia, 1-3 e 3 punti d'oro per il Palermo. Siamo molto contenti, sapevamo che era una partita difficile, c'era da soffrire, l'abbiamo fatto, abbiamo creato tanto e
ci prendiamo questa vittoria e siamo molto contenti. 7 punti in 3 partite, il Palermo può iniziare a sperare di poter riagganciare il treno della promozione diretta. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta da Luca Ciliberti. A tutti una buona giornata dell'Immacolata.